Noi vogliamo dare anche a Bassano la sua rappresentanza. Già Bassano è una città, è un territorio che è stato profondamente mortificato dalla Regione Veneto e da chi ovviamente l'amministra. Noi riteniamo che nella gestione generale, nella riorganizzazione delle USL, parlo in questo caso del numero delle USL, anche Bassano e il suo territorio dovrà trovare dei punti di riferimento certi. Beh, Zaia a Bassano i punti di riferimento certi li ha dati, ma c'è chi li vuole togliere. Colpo di scena in regione. Solo poche ore fa il PD sollevava una forte polemica sulla conferma dell'ULSS di Bassano nell'ottica degli accorpamenti e delle riduzioni delle aziende sanitarie, conferma ribadita e supportata a gran voce dal presidente Zaia. Oggi il capogruppo del Partito Democratico Veneto, l'abbiamo sentita, punta il dito d'accusa proprio contro il governatore. Forse ci sfugge qualcosa? O forse stanno solo cercando di correggere un tiro andato fuori centro e correre ai ripari dopo un'uscita a dir poco inopportuna? Sì, perché lo abbiamo ribadito in più occasioni, il PD, che sia a Roma o a Venezia, sta letteralmente spogliando il nostro territorio. E dal suo canto, sempre in regione, il Movimento 5 Stelle si dice pronto a supportare il bassanese e la pedemontana. Noi vogliamo che Bassano diventi il vero centro di una pedemontana che oggigiorno è sempre più fiorente. Lo si vede proprio dall'importanza che sta assumendo questo territorio e purtroppo dai servizi che vengono tolti. Il governo toglie servizi e noi invece vogliamo aumentare, ma per un semplice motivo. Noi crediamo nell'autonomia, noi crediamo ai territori che danno vicinanza, che danno servizi ai cittadini e non che accentrano. Siamo contro l'accentramento e per questo, anzi, vogliamo dare una possibilità in più al territorio. Insomma, questo bassanese sta proprio a cuore di tutti. Ci hanno tolto il tribunale, a rischio l'archivio di Stato, in forse sino all'ultimo è stata l'ULSS, ma tutti tengono a questo territorio. O no?